Ok. Mauro, che cosa ci puoi dire di questo libro che tu hai fatto adesso recentemente, questi racconti che tu hai portato un attimino in questo libro che oggi qui alla Bassanese stai firmando? Questo libro è nato da un'amicizia con uno scrittore molto bravo, molto dotato di talento, che è Matteo Righetto. Una sera davanti a un bicchiere, perché le grandi scelte e anche le sciagurate scelte avvengono sempre davanti a un bicchiere. E quindi abbiamo ricordato i sillabari di Goffredo Parise e ci è venuto in mente perché non facciamo un sillabario di montagna. E questa è stata l'idea, ognuno ha scelto le proprie parole, la lettera A, B, C, D, ma a me interessava questa esperienza perché volevo vedere quello che avrebbe scritto un uomo che la montagna la conosce, ma che non è nato, non c'è vissuto, non ha provato la fame, la miseria, il freddo. È un uomo come me che purtroppo è nato lì, in un paese che si chiama Rippido, Erto. E mi interessava questa esperienza. E la seconda mi ha sollecitato a provare questa cosa anche Francesco Guccini, che scrive dei libri assieme a Loriano Machiavelli. Io non sono tanto d'accordo, perché sono allievo di un uomo che si chiamava Celio, del quale sto scrivendo la biografia, che mi diceva: guarda che c'è solo una roba, Mauro, da fare in due, il resto sempre da soli. Per cui non so se avete intuito che ero. Per cui una volta ho fatto un libretto con Luigi Maieron, e questo qui con questo sillabario che ognuno ha interpretato le parole, le lettere a modo suo. Insomma, non è una cosa di grande letteratura, di alta letteratura. L'alta letteratura la fa Bruno Vespa, non Corona e compagnia bella. Quindi mi raccomando, ricordatevi di Matteo Righetto come autore. La pelle dell'orso, del quale è stato tratto anche un film, e poi la trilogia della patria, la trilogia della frontiera, che parla proprio di una famiglia dei De Boer che erano qui dell'Altipiano. Cioè, vi prego, lasciate stare Corona, che dopo l'ultimo gossip neanche abbastanza, ma leggete Matteo Righetto. Dimenticate per un attimo Fabio Volo e Bruno Vespa e leggete Matteo Righetto, vi prego. I miei non leggeteli, comprateli soltanto. Tu lì vicino hai anche un personaggio che... No, due personaggi, ma non definire un essere umano personaggio è riduttivo, perché sembra che il personaggio è una costruzione chimico-fisica che fa ridere, che noi invece siamo persone, siamo anime. E qui c'è il mio amico Costante, che in una vita nei boschi ha imparato il linguaggio, il canto, il suono, la vocalità degli animali, in questo caso dei volatili, perché se dico uccelli qualche signora storcerà il naso, e invece si chiamano uccelli, ahimè. E poi c'è Tita Alcasel, un uomo d'altri tempi, un uomo, oserei definirlo ottocentesco, perché taglia il fieno a mano con la falce, perché la falciatrice, lubrificando i denti, inquina l'erba, la brucia, la scalda, insomma la contamina, se posso dire così. Lui falcia a mano col prodotto del fieno di alta quota dagli 800 metri in su, confeziona cuscini, confeziona materassi, confeziona cuscini per i cani, per i cagnolini, e c'è questo profumo d'alta quota che basta aprire la cerniera e muovere un po' il fieno, e è una cosa che dura anni, e avrete il profumo, l'effluvio della montagna, se vi interessa. Se volete i Permaflex, perché facendo l'amore vi spingono di qua e di là, preferite quelli. Ognuno è libero di fare le proprie scelte, ma io penso che fare l'amore all'odor del fieno sia una cosa diversa che con le molle, che se ne rompe una vabbè, questi sono i miei amici. Fare qualcosa per quanto riguarda il discorso
del tuo personaggio, il Poiana. Ci può fare una breve introduzione per quanto riguarda quello che ha fatto anche ultimamente durante alcune trasmissioni? Ma alcune trasmissioni, io ho purtroppo accettato di farne una sola con la Bianca Berlinguer, che però sta diventando noiosa, sia la lei che la trasmissione. Perché? Perché è inutile andare lì, è sempre questa storia di Di Maio e Franceschini e Salvini, che si deve parlare di cose che interessino alla gente. E qual è che interessano le cose alla gente? Le cose semplici, le cose umili, le cose di necessità. Io ho parlato in questa trasmissione, non vado per la caducità della mia brutta faccia, che sta già, sembra una torta nuziale sotto la pioggia, come diceva Winston Churchill. Vado lì perché ho parlato anche del ponte di Bassano, un'opera del Palladio, invece quell'altro voleva fare il ponte a Messina. Sistema il ponte di Palladio di Bassano, dove c'è la canzone. Ecco perché, oltre che a una grandiosa dose di vanità, vado lì anche per dare voce agli umani. Sono riuscito a salvare l'ospedale di Misurina, dei bambini. Questa è la funzione di una trasmissione, perché parlare di Di Maio e di Salvini e compagnia bella mi sono rotto le scatole. Non voglio dire parolacce ancora, magari più tardi mi scapperanno, ma adesso no. Ecco perché uno va a mettere la propria faccia in un punto pericoloso, perché poi diventi un personaggio pubblico e poi ti mettono su chi, perché ti hanno visto con una bionda, ma mi hanno visto anche con una mora, perché non ha messo la mora? Cioè, io capisco l'umanità, però un po' di etica, non solo estetica. Cerchiamo di essere etici, non solo estetici, perché non mi interessa il tuo Rolex da 60.000 euro o la tua pelliccia di visone quando ti comporti male. Più etica e forse meno estetica. Io sarei anche stanco, mi berrei un bicchiere e andrei a fare altre robe. Fischia! Che uccello è? Che uccello è? Che uccello è? Chiese la Bianchina. Dovrebbe conoscerli.